Grazie Milva, buon lavoro. Assegnato a Jesolo il premio 2007 intitolato alla memoria della giornalista trevigiano Giorgio Lago. Dopo la scorsa edizione dedicata allo sport, quest'anno è stato premiato il giornalismo politico. A Ferruccio De Bortoli, direttore del Sole 24 Ore, il premio alla carriera, a Vittorio Zincone, freelance del magazine del Corriere della Sera, quello di giornalista emergente. Due voci autorevoli che hanno affrontato insieme con altri giornalisti del Veneto i temi del federalismo e dell'attuazione di quello che ancora rappresenta un'autentica chimera. Federalismo e Nord-Est era infatti al centro del convegno dedicato al grande giornalista di Castelfranco Veneto, che non casualmente si svolge a Jesolo. Sì, Giorgio Lago era un amico di Jesolo, un assiduo frequentatore e anche un estimatore, quindi ci sembrava giusto ricordarlo nel migliore dei modi. Un dibattito, quello di ieri, che gli sarebbe certamente piaciuto, anche perché da anni Lago era diventato l'autentico punto di riferimento per coloro che volevano capire e interpretare un fenomeno così complesso e rivoluzionario nel panorama politico italiano. Un giornalista che non ha mai aggiunto a questa qualifica altro, perché ne era orgoglioso ed era orgoglioso della sua indipendenza e della capacità che ha un giornalista serio di individuare le linee che stanno sotto la superficie della realtà, e lui, scoprendo i fenomeni del Nord-Est, con la sua lettera ai sindaci, con il tema delle partite IVA, con il tema naturalmente del federalismo fiscale, ha saputo vedere le tracce di una società prima che si manifestasse. Una notizia prima di